Siamo qui con mister Bertolucci, un risultato pesante però ottenuto con un avversario di tutto riguardo, di grande esperienza e di grande tecnica. Sì, sinceramente c'è ancora un abisso con queste squadre qua, con il Matera, con il Trissino, c'è sinceramente un divario molto molto grande. Speravo le ragazze facessero un pochino meglio perché questa settimana sinceramente ci siamo allenati bene, avevamo lavorato un pochino sui movimenti che fanno loro interni, sui secondi pali. Poi però ancora c'è il fattore partita che è totalmente diverso rispetto al fattore allenamento, no? Quando poi entri dentro la partita, per quanto tu la possa aver preparata, ci vuole l'aspetto psicologico di poterla giocare su come la prepari senza farti mangiare dall'ansia, dallo stress, dalla paura. E le ragazze ancora un pochino questo ce l'hanno, purtroppo le soffrono ancora queste partite qua. Prendiamo il buono, prendiamo diciamo un allenamento intenso che nel campionato femminile italiano praticamente gioca molto molto poco e quindi le ragazze di fatto fanno poche partite. È chiaro che c'è differenza a livello tecnico, a livello di intensità, a livello anche di abitudine a giocare certi tipi di partite. Peccato, però insomma sapevamo al primo anno che era un campionato comunque complicato, abbiamo ragazze giovani e comunque stia lavorando, spero poi in prospettiva futura insomma si possa fare qualcosina di meglio. Quindi un miglioramento sul piano psicologico, anche perché occasioni ne avrebbe anche avute sotto porta la Pumas, non le ha sfruttate, diciamo, ecco, forse c'è stata un po' di timidezza anche nel poter riaccorciare un pochino il risultato nello sfruttare i momenti positivi. Sì, prima di prendere il primo gol abbiamo avuto un paio di occasioni abbastanza importanti, una con Anna Berti che ha tagliato dentro sul lato del rovescio, potevamo sfruttarla meglio, però anche la fase di transizione, anche la fase di contropiede molto è dettata dall'ansia, perché se sei ansioso poi prendi la palla e la butti verso un compagno invece che passarla a un compagno, che sono due cose completamente diverse, quindi a livello qualitativo se le vedo allenare durante la settimana, qualità c'è, però poi dopo la partita, questo succede anche nei maschi, anche in Serie 1, l'importanza della partita, l'avversario che hai davanti ti impone un pochino Di ansia, sì, di pressione. ansia, di paura e quindi te vai in frenesia, no? Ti spaventi e fai le cose affrettate e quando fai le cose affrettate con queste squadre qua, queste entrano dentro, fanno un passaggio di prima dentro l'area e te la buttano dentro. Faccio complimenti al Matera perché sinceramente ha giocato veramente un'ottima partita. Noi prendiamo esperienza da questi 50 minuti e cercando di fare meglio la prossima col Valdagno che sarà il 9 di maggio.